Siamo appena arrivati nella casa dei TikToker. Apriamo la porta, raga. Ma perché c'è una banana marcia su una sedia? Ov, cioè Ceci, mi ha lasciato il mio ragazzo. No, ma veramente, ma come mai? Ciao. 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 Bella, piacere, Crazy. Io sono HKX. No, cioè, volevo capire che stavi facendo perché Ov, uno che fa... TikTok. Ok, vabbè, io non sono per niente in questo mondo, ma usufruirò della tua luce. Allora, io sono qua che mi hanno detto, vai nella casa dei TikToker, conosci i TikToker? Ho detto, benvenuto. Cioè, allora, innanzitutto noto che c'è un porcile di quello, cioè, nel senso, voi siete animali o siete TikToker? Fatemi capire. Siamo delle bestie. Lo noto. Ok, allora, HKX, giusto? HKX, tu intanto già mi stai simpatico, ok? Moltissimo. Mi stai simpatico e oggi mi devi dare a fare una cosa. Mi hanno detto che ci sono delle ragazze TikToker famose in questa casa. Esattamente. Ok, ti spiego. Siccome nella villa degli YouTubers ho rimorchiato delle ragazze, sono stato anche abbastanza bravo, cioè nel senso non sono stato bravo, sì. modestamente sono stato bravo, ho deciso di rimorchiare di nuovo e avrò bisogno del tuo aiuto, caro mio. Quindi HKX, dimmi dove sono perché dobbiamo studiare qualche piano per rimorchiare noi alla challenge che faccio con... Abbiamo due ragazze TikTok, tra l'altro molto belle, proprio di là. Di là. Due veline, la bionda. Ah, ok. Apro, vediamo che succede. Ma sicuro non li disturbo, cioè nel senso, ma chi se ne frega? Vabbè, apriamo piano. Ok, scusa l'interruzione, me ne vado di qua. Questa casa è Ma perché ballate tutti? Ma pure io ballo, No, allora io ho paura di diventare come queste qua, come voi, cioè, quello fa il pop, parla solo, questa qua balla. Cioè, non per dire, ragazzi, ma no, facciamo vedere che ora sono. Apriamo questo, scusami, non so di chi sia. Cioè, sono le 00:54 del mattino. E qua non si dorme, mi stai dicendo, H? Non si dorme mai. Non si dorme mai, qua si fa sempre di tutto dei robot. Cioè, del robot, vabbè, ok. Vabbè, scusami l'interruzione, andiamo di là, vediamo che succede. Ok, H, l'obiettivo è rimorchiare una di quelle due. Siamo nella casa di TikTok. E poi sono delle TikToker famose? Molto famose. Oh mio Dio, vabbè, ma non è quello il punto. È che sono veramente carine. E siccome, cioè, sono un esperto, però da un TikToker che voi siete fatti tutti uguali, della stessa pasta, Ok. dammi dei consigli, cosa devo fare? Ma prima di tutto, bionda o andare sulla mora? Ah, mi metti nelle scelte difficili. Allora, sono tutte e due carinissime. Però non lo so, oggi mi sento come se avessi un debole per quelle con i capelli more. Vabbè, andiamo sulla ragazza scura, ok, andiamo sulla ragazza Quindi hai scura. scelto l'artista. L'artista? Abbiamo un artista TikToker. TikTok, ma che perché? Oltre a fare i balletti, disegna anche. fa cose Madonna, ok, strane. vabbè, non mi interessa, cioè, non mi mettere in questo mondo. Cosa devo fare per rimorchiarla? Cosa le piace? Devi darmi una soluzione. Ma sicuramente la trarri molto, se si dice così, si può dire trarre? Sì, Non chi lo se ne so. frega, dai, andiamo al dunque. Ma io innanzitutto mi presenterei e secondo me lei... Ok, direttamente, poi faccio il figo. Sì, to- atteggi tipo un pavone, capito? Ok, quindi io sono Arrivi, apri la- subito. uno youtuber. Ok, Esatto, ok, esatto. e basta. Poi sì, dopo vediamo. Le chiedo, è la tattica che nella villa ha funzionato. Bacio schiaffo. Bacio schiaffo. Mamma mia. Ok, raga, ci penso io. Andiamo. Te ne parlavamo, abbiamo ideato un piano geniale. Spiegalo tu. Allora, io farò finta di essere una sorta di ladro, ok? Esatto. Andrò lì, gli ruberò il LED. Sarebbe questo coso qua, questa luce, raga. La sua luce, gliela ruberà. Personale. Sì. Ok, e lui la difenderà. Io la difenderò tipo di non toccare la sua luce. Io sono bravissima. E lei si innamorerà, raga. Perché siamo dei geni. Il segnale per entrare in azione sarà wow! Tipo un cane, ok? Tu entrerai in azione e gli ruberai il LED. Buonasera. Ciao, scusa il disturbo. Allora, ti fai se vlog, è un daily vlog normale. Cioè, praticamente prendo tutte le clip della giornata e poi le mischio là. Cioè, non si sentirà neanche la voce, non ti immagini. Cioè, immagini che questa fotocamera non ha neanche il microfono. Cioè, ti volevo parlare di una cosa, se ti andrebbe, Vai. So che ti chiami Jess, dato piacere, Salvatore, Jessica. per gli amici Crazy Med, Jess Reno su TikTok. 13. Scusa. No, vabbè, se ci vogliamo sedere intanto che magari parliamo un po'. Allora, perché siamo qua, ti chiederai, giusto? Nel senso, allora, innanzitutto volevo farti i complimenti perché una ragazza così carina non è che si trova tutti i giorni. E fidati, uno come me non fa complimenti a tutte le ragazze, te lo giuro, cioè nel senso, sono sincero.
Dopodiché mi hanno detto che sei un artista. Cioè io amo l'arte, per esempio io sono un grande appassionato d'arte. Non so quale arte ti piace. Realistico. Poi realistico, io lo amo. Cioè pensa che la mia... Sì, nel 1940 Leonardo da Vinci... No, era prima. Vabbè, comunque mi piace l'arte, cioè nel senso disegnare, poi non immaginare. Cioè, ti volevo fare una domanda. Vai, spara. Sei fidanzata? Te lo chiedo così, mica per... cioè non voglio non pensare... Sì, non pensare che voglio doppi figli. E dunque, cioè... tu hai domande, per esempio? Cioè, non lo so, qualche domandina, qualcosa... che vuoi chiedere? No, non te ne frega niente. Vabbè, no, ci sta. No, ci sta, cioè nel senso, ti sto criticando per... volevo dirti che se ti andrebbe, questa sera che comunque è sabato, cioè domani sera, che è domenica, perché ormai è tardi, potevamo andare a prendere un gelato, però ovviamente, cioè, al bar, io e te. Sì, ci starebbe, sì. Ah, sì, In amicizia però. Beh, all'inizio, cioè nel senso, inizia tutto in amicizia. Poi, vabbè, se dobbiamo diventare... poi i capelli mi piace, cioè... lo shampoo, un tocco di classe, cioè... vabbè, quanti anni hai? Quasi 20, 19. Io quasi 19. Comunque l'età non è un qualcosa che conta, fidati, cioè... Dipende. E poi io sono un uomo, cioè, nel senso, mi vanto, cioè, dipende in che senso, fammi capire. Dal numero, diciamo, dipende. Ah, sì, cioè... 18, 19, cioè, nel senso, c'avevo un cugino che lui aveva 18 anni e lei 19, quasi 20, cioè, guarda caso. Sei sicuro di averne 19, 18? Perché ti sembro un bambino? Cioè, guarda quanto sono alto, cioè, io non voglio dirti nulla, però, secondo me, sono alto. No? Questo da vedere. Vabbè, guarda, non credi a niente. Fidati che so difendere la mia futura donna e difenderò la mia futura donna come fosse una principessa. Questo te lo posso garantire. E tutti hanno paura di me quando succede qualcosa. Io so difendere, fidati. Vabbè, cioè, nel senso, il tuo tipo di ragazzo? Allora, alto, moro. Vabbè, io sono moro. Però, nel senso... No, ma dipende, dai, cioè... Ad esempio moro con gli occhi azzurri oppure... Vabbè, io ho i capelli azzurri e gli occhi mori, cioè comunque siamo là. No, cambiando l'ordine degli addendi il risultato è qua. Cioè nel senso azzurro. Ma sai, non solo il fisico, anche il carattere conto, perciò... Divertente, simpatico, sì, allegro, esatto, vivace, pazzo. simpatico, sì, non troppo pazzo. Ah, questo è un problema. Allora, guarda Jess, io te lo dico chiaramente. Tu sei una bella ragazza e potresti piacermi. Cioè, dipende, cioè, nel senso, va bene, ok, sei una bella ragazza e diciamo che mi piaci. Puoi tapparti le orecchie? Perché? Tappati le orecchie un attimo. Non senti niente? Cosa sto dicendo? Vai. Per questo video mi piace, per questo video. E poi non mi viene più, raga. È una challenge, non capite male. Scusami. No, era una cosa per il vlog, per un taglio che dovevano fare. Che dicevamo? Ah, ecco, che tu comunque mi piaci. Cioè, se ti andrebbe, dato che stiamo registrando un video in più, ti andrebbe di fare un bacio schiaffo? Un bacio schiaffo nel senso che se tu... non so, spiegami perché non... Ok, ti spiego semplicemente. Se tu rispondi con sì alla domanda... Ok. mi devi dare un bacio. Se rispondi con no, non me lo devi dare. Quindi è la tua scelta, hai capito? Ok. Hai capito? Più o meno. Sì. Ah! L'ha detto! L'ha detto! Oh, guarda che lo bacio! Save! Wow! Ma male, scusa. Ho vinto. Allora, ok, siccome non voglio essere troppo... Dove vuoi baciarmi? Sulla bocca o sulla guancia? Ti lascio scegliere. Di solito prendo il bacio, però questa volta... Guancia, per ora... Per ora guancia, dato che è la prima volta, cioè ci conosciamo da 20 minuti, ci sta. Va bene, bacio sulla guancia. E questo Jess, cioè nel senso... Sono bello, carino, nel senso... cioè, ti hanno mai, per esempio, come dire, ragazzi, cioè, te ne vanno dietro? Sì. Wow! Ma cosa fai? Mi serve, devo fare un video. Ma non è il tuo. Vabbè, quindi? Oh, Mi serve. Ma perché? ehi, non ti permettere più,
No! Ehi, fuori, dai. Non mi interrompere mentre... No. Ecco. Scusate. Grazie. Come vedi sono un uomo e quando parlo io mi devono ascoltare, cioè nel senso... Me ne rubano sempre. No, non è giusto, non si ruba più. Ecco, va bene. esatto. Va bene, Jess, cioè, nel senso, mi ha fatto piacere. Ci vediamo domani per il gelato, allora. bene. Domani per il gelato, altro bacino plus. Perfetto. Jess, ti saluto. Ciao. Sì, challenge riuscita. Vieni, andiamo a parlare di là. Bro, siamo stati dei geni. Grande, batti il pugno. Sai cosa farò questa notte? La spiero per tutta la notte. Come secondo episodio, 20.000 like, secondo episodio. Dai, cresce tutto.